Presidente, un consuntivo della sua attività di Presidente del Libero Consorzio in questi primi mesi, ce lo può fare? Sì, certo che ve lo posso fare. Io vi ringrazio per la massiccia presenza, ecco, e sono grato di essere venuti. Noi in questi 100 giorni abbiamo cercato un pochettino di dare una spinta a quella che è la macchina amministrativa della provincia. Come ho detto prima, una macchina amministrativa però che era stata gestita bene, al di là che era un po' abbandonata a se stessa, perché i commissari, diciamo, si limitavano soltanto all'ordine di amministrazione. Quindi mi devo complimentare con tutti i dirigenti, i funzionari e gli impiegati della provincia per il grande senso di responsabilità che hanno avuto a custodirsi il proprio posto di lavoro e anche la nostra provincia. Noi abbiamo sin da subito dato un impulso per migliorare quella che è la viabilità. Abbiamo finanziato 10 milioni e 500 mila euro, abbiamo finanziato 4 milioni per rendere sempre sicure le scuole e quindi sicuri i nostri figli. Abbiamo finanziato 1 milione e 300 mila euro per il patrimonio della provincia, perché il patrimonio della provincia è un patrimonio di pregio. Abbiamo palazzi antichi che vanno custoditi e valorizzati. Dopodiché stiamo lavorando con una stagione ricca di eventi che fino adesso ha avuto grande successo del teatro delle Febo, e stiamo continuando a valorizzare quello che è tutto il territorio della provincia attraverso dei piccoli contributi che saranno dati ai comuni e con finanziamenti per la partecipazione a fiere e mostre sia per l'artigianato, l'agroalimentare e il turismo. Quindi, Presidente, l'aeroporto, Salvini dice vediamo, Pisano dice ci siamo, Schifani non ne parla. guardi, io dico che come provincia in maniera concreta noi abbiamo investito per far inserire l'aeroporto nel piano nazionale degli aeroporti. Quindi io dico che quello che è il compito della provincia è stato fatto in maniera sinergica e incisiva. E dopodiché io non mi sbilancio, perché, ecco, come ha detto bene lei, ci sono diverse fonti. Quindi nel momento in cui saremo inseriti nel piano nazionale aeroporti poi parleremo del dopo. Il personale futuro, Presidente? Ma guardi, sul personale futuro noi cercheremo di bandire i concorsi, perché, ecco, il personale è carente, molti se ne andranno in pensione da qua a 2 anni. Ci sarà circa il 40% degli impiegati della provincia che andranno in pensione, quindi dobbiamo correre per dare la possibilità alla provincia di non perdere professionalità, e le professionalità non si perdono se almeno diciamo, i nuovi collaboratori della provincia potranno stare accanto a tutta la dirigenza e ai funzionari almeno per 1 anno e mezzo, per poter, ecco, formarsi, perché la formazione è una cosa importantissima, una cosa che ci tengo anche a precisare. E questa provincia sarà comunque una provincia che cercherò di farla distinguere, perché punterò tantissimo sulla formazione del personale. Viabilità ed edilizia scolastica sono queste le principali critiche. Viabilità ed edilizia scolastica, l'ho detto prima, abbiamo già, quest'anno abbiamo già messo quasi 20 milioni di euro di bilancio provinciale. In più domani alle 3 con l'ingegnere Di Carlo saremo dall'assessore a Ricò per sottoscrivere altri accordi per finanziamenti proprio sulla viabilità. Dopodiché ci attiveremo anche col Ministero per avere finanziamenti per gli istituti scolastici come l'Enrico Fermi, il Politi e altre scuole che se eventualmente ne avranno di bisogno. Dico, con questi 4 milioni però siamo sicuri che metteremo a norma tutti gli altri istituti e garantiremo diciamo, una dignitosa e corretta formazione dei nostri ragazzi. State puntando anche sulla valorizzazione dei siti della provincia? Sì, culturali. Ci stiamo puntando tanto sui siti, e stiamo cercando anche di portare avanti un accordo col parco archeologico, che eventualmente, se riusciamo anche grazie diciamo, al personale della provincia, poter mantenere aperti dei siti anche del parco al di fuori della città di Agrigento.